lei può rimanere qui, dunque Raffaele Padrone, siamo un obiettivo sensibile, segretario generale dell'UCL, sicurezza, polizia di Stato, ormai conosce a menadito dove siamo. Sì, guardi, a me fanno ridere queste, innanzitutto questa circolare mi fa ridere, ma mi fa ridere anche quello che ha detto al Question Time l'altra sera. È successo dopo l'attacco alla redazione, alla settimanale francese, tant'è che noi dell'UGL Polizia siamo partiti anche con questo slogan, insomma, la difesa per le divise della pace, proprio così, per essere solidali agli uomini che sono caduti, feriti, e uno giustiziato come un cane, veramente con un colpo di grazia alla testa. A me fanno ridere, dicevo, queste affermazioni, quando anche il Ministro dell'Interno parla di polizia nella strada, antiterrorismo nei luoghi di culto, nelle chiese, quando il suo governo, il governo di prima, senza nulla togliere anche agli altri, e comunque la politica in genere, cari telespettatori, non sta facendo altro che andare controcorrente e impoverendo questo comparto sicurezza. Hanno veramente impoverito l'intero comparto sicurezza, non si accorgono che a poche distanza, magari forse non da Pordenone, ma a poche distanza dalla città di Torino, siamo ai confini con la Francia e ci sono persone organizzate, vediamo con armi veramente che noi non possediamo, con armi, con attrezzature, con addestramenti che noi non abbiamo. Non solo, il Ministro dell'Interno faccia allora immediatamente la rotazione del turnover. Si ricorda quando parlavamo che siamo arrivati con le lotte sindacali a ottenere il 50% del turnover? Bene, apporti subito delle leggi per portare questo turnover all'80, al 100%. Poi mi viene da ridere quando sento che vuole contrastare il terrorismo in Italia con il web, controllando i siti. Il terrorismo si controlla con la prevenzione, direttore, cari telespettatori. E allora, se queste sono le prospettive, veramente la Francia è vicina. Raffaele Padrone, grazie, segretario generale dell'UGL Polizia di Stato in Friuli Venezia Giulia.